Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque apriamo subito con il nostro audio giornale per vedere un po' quello che è capitato nelle ultime ore dalle nostre parti. Violento scontro questa mattina tra due mezzi lungo la strada regionale Udine 50 al confine tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Carlino nei pressi dell'incrocio per località Galli. Gli automobilisti hanno riportato traumi e sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale di Udine, dove si trovano tuttora ricoverati fuori pericolo di vita. Sul luogo del sinistro hanno operato, oltre ai sanitari, anche i carabinieri per i rilievi di legge e i vigili del fuoco e soccorsi meccanici. Restiamo in tema di incidenti, ma questa volta domestici, perché un uomo di 56 anni di Grionsaltorre è ricoverato in ospedale in gravi condizioni per ustioni. Stava facendo dei lavori all'interno del proprio giardino a Povoletto. Dopo aver sistemato le piante e i fiori, aveva accumulato una quantità di ramaglie e foglie secche, alle quali ha deciso successivamente di darle fuoco. Ad un certo punto, però, un ritorno di fiamma lo ha investito, provocandogli gravi ustioni, in particolare nella zona delle gambe. Sul posto sono accorsi celermente i sanitari del 118, che l'hanno immediatamente trasferito d'urgenza all'ospedale di Udine. Anche in questo caso non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per spegnere il rogo, i vigili del fuoco. Restiamo in tema per quanto riguarda gli incendi, ci trasferiamo a Gorizia. Vigili del fuoco al lavoro questa mattina in via Morelli per un incendio all'interno di un appartamento situato all'ultimo piano di un palazzo. Sul posto, con 2 autobotti e l'autoscala. Una volta domato sono iniziate le opere di bonifica e messa in sicurezza. Per fortuna non ci sono feriti. In corso le indagini per risalire alle reali dinamiche dell'incendio. Cambiamo completamente argomento, andiamo adesso alla foiba di Basovizza per il giorno del ricordo. Governatore Federica, oggi le celebrazioni per il giorno del ricordo 2022, la giustizia storica condivisa è un po' la base per un presente e un futuro di pace. Sì, intanto dobbiamo ricordare quanto avvenuto con il presidente Mattarella e il presidente Pacor proprio a Basovizza, che è un segnale importante che spero tutti recepiscano, perché purtroppo esiste ancora un revisionismo, un negazionismo, un riduzionismo che minano la verità. E quando non c'è verità non c'è libertà. Quando si raccontano menzogne sui drammi che si è vissuto su questo confine, non si dà libertà alle persone di sapere, di essere informati e di costruire il futuro insieme. Oggi siamo qua per ribadire la verità. Purtroppo ci sono studiosi o pseudostudiosi, negazionisti, revisionisti, riduzionisti, che non fanno un favore al ragionamento libero, perché la libertà sta soltanto nella verità. E quando si vogliono raccontare menzogne ai nostri cittadini non viene dato gli strumenti per conoscere la libertà e quindi la verità. Buongiorno, ciao, buongiorno. Buongiorno, grazie mille. Grazie. Buongiorno, grazie. Chiudiamo qui dunque questa edizione flash, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di serata. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana?
Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.